Se l'emisfero delle promesse elettorali si riduce in un assalto alla spesa pubblica, chiaramente probabilmente l'impresa ne fa le spese. In una campagna elettorale che si preannuncia infuocata, Confapi Venezia chiede alle forze politiche di porre al centro dei loro programmi elettorali il tema dell'impresa e della sua capacità di generare valore. Lo spettro di potenziali ripercussioni negative in vista del prossimo autunno preoccupa l'Associazione delle piccole e medie industrie della città metropolitana di Venezia. L'impresa non è sempre stata al centro del dibattito politico. Cosa vogliamo dire con rimettere al centro l'impresa? Significa che anche la spesa pubblica deve tenere conto delle esigenze dell'impresa nella pianificazione, per esempio, delle opere pubbliche, nei principi di semplificazione burocratica, oppure per esempio nel principio della pressione fiscale, quindi investire parte del gettito anche in favore delle imprese. Se da gennaio ad aprile il recupero del mercato del lavoro è stato consistente, a maggio e giugno si è però verificato un rallentamento della crescita con un calo della domanda di lavoro pari al meno 3% rispetto all'anno precedente. Veneto Lavoro descrive una situazione per il primo semestre assolutamente positiva, si parla di 77 mila posti di lavoro che si sono creati, gran parte sono legati comunque ai servizi e al turismo. Il problema nasce per il secondo semestre dell'anno, dove si sono palesate tutta una serie di criticità che poi alla fine di sostanza hanno determinato anche l'attuale crisi di governo. Se il Veneto e Venezia sono senz'altro in grado di tornare su livelli occupazionali e produttivi pre-pandemici, l'autunno si presenta denso di fattori preoccupanti: la guerra, l'inflazione, l'euro debole, le criticità delle filiere logistiche e del settore edilizio, oltre all'incognita rappresentata dalle elezioni che fa entrare molti investitori in una fase di attesa.